Buon pomeriggio, io sono Ludovico Ferro, mi è stato chiesto di moderare la tavola rotonda del pomeriggio, una tavola rotonda atipica, nel senso che non abbiamo né la tavola né tantomeno rotonda e per motivi di Covid e di sala non siamo neanche tutti seduti e quindi diciamo così la rimoduliamo in un altro modo. Come abbiamo pensato di rimodularla? Intanto, come si diceva adesso, riaprendo lo spazio per gli interventi e per le domande, quello che non abbiamo fatto questa mattina, magari c'è stato anche il tempo un po' di riflettere sugli interventi tutti molto interessanti e articolati. Quindi questa è la prima cosa che faremo e che vi chiedo, interventi e domande per i relatori, che poi con le priorità che sono state date magari anche adesso per chi deve andare via, magari chiamerò qui sia a rispondere, sia magari integrerò io con qualche domanda e i relatori stessi potranno anche magari aggiungere qualcosa di commento a quello che hanno sentito dagli altri relatori o anche qualcosa che hanno dovuto magari interrompere o ridurre nell'intervento di questa mattina, il tempo ce l'abbiamo e magari facciamo un giro con loro. Quindi sarà una tavola rotonda, diciamo così, a turno. Ecco. Quindi io ho già un paio di prenotazioni diciamo per l'intervento e intanto anche gli altri le domande, insomma basta anche alzare la mano o insomma, segnalate a qualcuno che volete parlare. Quindi io ho Diego De Bortoli che voleva della FAI del Veneto e poi anche ho segnato qui Franco Bergamin poi e gli altri si preparano. Prego Diego. Grazie, mi presento, sono Diego Del Bordi, operatore sindacale della FAI CISL, in collaborazione adesso con Andrea Zanin che segue tutto il settore consorzi di bonifica del Veneto e tutti i forestali del Veneto, quindi ho questo incarico regionale da un paio d'anni sulla bonifica, purtroppo il Covid non ha aiutato per i motivi che conosciamo tutti, per i forestali da molto più tempo. Io voglio fare
intervento, e spero mi capiate che non deve essere una critica, ma deve essere una critica costruttiva. Dico questo già in anticipo, perché avendo anche partecipato ai tavoli di trattativa dei contratti provinciali per il rinnovo del contratto agricolo, ovviamente lì ci confrontiamo con le 3 associazioni più grandi, ovviamente senza nulla togliere ovviamente a Terra Viva, che è una nostra associata, quindi Codiretti, Coop Agricoltura e CIA. Io vi dico questo però, ho piacere di avere dei buoni interlocutori qui davanti a me che fanno parte delle istituzioni praticamente, perché tra la ULSS, lo SPISA, ci vorrebbe anche l'ispettorato del lavoro da un certo punto di vista. Quando parliamo di sicurezza sul mondo del lavoro, la sicurezza avviene anche se c'è una parte normativa rispettata. Purtroppo, lo abbiamo detto anche prima, l'abbiamo ribadito in più concetti, il fatto di avere una grande maggioranza di operai a tempo determinato, e qua lo parlo veramente da sindacalista, dove è fatica rispettare anche il contratto, 1, avere un contratto, 2, avere le giornate di lavoro inserite all'interno del contratto, non possiamo parlare di sicurezza del lavoro. Quindi ovviamente questa va rivolta ovviamente alla parte anche istituzionale del nostro, che fa parte dal governo, alle istituzioni, a chi deve vigilare e a chi è preposto anche come organo di sicurezza, che potrebbe essere ovviamente l'ispettorato del lavoro. Vi faccio questi esempi perché con molta fatica abbiamo dovuto integrare e chiedere alle associazioni che ci siano almeno un numero minimo di giornate all'interno di un contratto di lavoro, perché io vedo contratti di 6 mesi a 20 giornate minime garantite, vedo contratti di un anno con 40-50 giornate minime garantite, quindi sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando. Lo dico qua perché siamo qui tra colleghi, però è una piaga questo. Quindi ripeto, il meccanismo sicurezza sul mondo del lavoro può essere rispettato ovviamente se vengono rispettate le leggi e le normative. Quindi questo è il primo punto fondamentale, altrimenti questa piaga non riusciremo mai a risolverla. Ha detto bene la dottoressa quando dice che il caporalato e lo sfruttamento non esiste solo nel centro-sud Italia. Siamo ben a conoscenza di aziende nella nostra zona, io parlo del Trevigiano, specialmente collegate al meccanismo dei lavori grossi nei vigneti che vanno dal momento non solo della vendemmia, ma di tutta la preparazione del vigneto che parte dalla primavera fino alla primavera successiva. E abbiamo flotte di lavoratori che non denunciano perché hanno bisogno di quei pochi euro e di quella casetta magari ammassati. Cioè questa è realtà anche del nostro ricco nord-est. E purtroppo dobbiamo cercare tutti quanti assieme di togliere questa brutta maniera, perché le aziende virtuali, che qui dentro ci sono, ok, ne soffriranno sempre, perché non potranno mai essere in competizione con questi che esulano i contributi, la busta paga giusta, ok, e i controlli ovviamente sulla sicurezza. Quindi il mio intervento è di questa forma, perché ripeto, la sicurezza va di paro passo se la normativa viene rispettata. Ad oggi questo è il problema. Abbiamo chiesto anche sul contratto provinciale un meccanismo di controllo e verifica sugli appalti, perché il problema sono anche le cooperative che somministrano lavoratori, cooperative che poi il titolare risulta essere un immigrato, ma fa sempre capo a un'azienda in particolare. Sicuramente è questo. E come ce lo siamo portati a casa? Solo definendo che all'interno dell'ente bilaterale queste aziende che danno un appalto devono solo dimostrare chi sono, punto, niente altro. Quindi continuiamo a mettere in difficoltà le aziende sane che nel territorio devono lavorare. Quindi il mio intervento è su questa base ovviamente, quindi sicurezza se le regole e le normative vengono rispettate. Grazie. Grazie Diego. Franco Bergamin, mi hanno passato un foglio, prego.
Buongiorno a tutti. Allora, ringrazio Franco Menazza, non lo sapevo comunque, prima discutevamo e l'argomento è, detto tante cose belle, problemi, sicurezza, però poi si sente dire, il dottore, fondi al 35%, fondi al 40%. Ci si dimentica una cosa, che in questo momento le aziende non hanno liquidità e il fondo al 40% non serve a nessuno fuori da chi ha i soldi. Un'azienda medio-piccola manda il figlio a lavorare fuori. Giovani, stamattina, qua non ce ne sono. Perché non sono qui? Non posso venire, devo andare a lavorare, o qualcuno ha, mio figlio fa l'operaio, mi ha tutto siamo per bene. Allora il problema qual è? Che noi non siamo competitivi come aziende. Io vorrei comprare un altro trattore, però perché non mi fate un fondo a 10 anni dove io restituisco la cifra? Invece ci si perde, ma ci sono i fondi, ci sono. Invece la realtà è che le aziende così sono tagliate dal mercato e si dà tutto in mano ai grandi che in realtà di bisogno non ne hanno. Fanno grandi investimenti, continuano a comprare terra. Il pensionato, e succederà anche a me, venderà i diritti, venderà il terreno, perché mio figlio andrà a fare un altro lavoro. Magari il posto, per carità. Però la realtà è questa. Ci si dimentica che l'azienda è piccola e ha bisogno di altri aiuti, non dire soldi regalati a chi li ha, perché se uno non li ha, non li ha. Ed è giusto dire, cambiamo, facciamo, come ha detto Thomas, facciamo sì, ma con cosa faccio? Figlio andrà a scuola, famiglia mantenere, terreni che costano, vigneti da cambiare, perché Trevigiano vigneti da cambiare, e fuori da qualche zona bella, per carità, gli altri tutti i giorni lottano per arrivare alla fine. Ed era un ragionamento che si faceva, forse si è sbagliata la prospettiva, quando l'Italia è diventata brava con l'agricoltura, è diventata quando c'erano la piccola comunità contadina, cioè i soldi venivano dati ma venivano anche restituiti. No, regalati, io non voglio niente in regalo, noi non vogliamo niente in regalo, vogliamo poter restituire, ma dateceli. Questo è il problema di base. Il trattore lo voglio comprare, lo voglio pagare, ma permettetemi di pagarlo in 5 anni, lo compra solo il terzista. Perché un contadino che ha 5 ettari, come fa a pagare un trattore che costa $80.000, 80.000 euro? Non lo paga, perché non ha il reddito. Allora il problema di base è, vogliamo lavorare anche su questa prospettiva e dare a chi poi gestisce il tutto delle idee, perché così non si va da nessuna parte. Però tutto qua. Grazie. Grazie per l'intervento che tra l'altro dimostra come tutte queste questioni che abbiamo affrontato, no, sono difficili da analizzare, ma ancora più difficili poi da mettere assieme nella complessità, insomma, dei comportamenti e del quotidiano e di tutte le problematiche. Vedo qualcuno che vuole intervenire. Ivano Cavalin, poi magari si presenta, e sempre qualcun altro quando vuole mi alza la mano. Io attualmente sono da alcuni anni in pensione, ma continuo a essere, diciamo, come diciamo, persona che mette a disposizione il suo tempo utile, diciamo, all'interno del sindacato, ma ho ricoperto fino a qualche mese fa anche il ruolo, diciamo, io dico coordinatore del comitato provinciale dell'INPS, che sicuramente non è conosciuto in maniera così, io dico, sufficiente, perché ha un ruolo di essere, diciamo, una portavoce di quello che è, essendo formato dalle associazioni di categoria, dalle organizzazioni sindacali e così via, riflette quella che è i bisogni, diciamo, della società produttiva, della società attiva. Ecco, di questo posso dire che io ringrazio veramente, sono grato all'INAIL che mi ha dato la possibilità di conoscere non solo i tecnicismi, perché ho imparato a conoscere l'INAIL, che è poco, cioè dell'INAIL molti conoscono solamente l'attività risarcitoria, invece sviluppa un'attività di sostegno, tante volte anche psicologico, di reinserimento,
di prevenzione. Allora intanto bisogna sapere questo, ecco, che noi abbiamo un istituto che svolge un ruolo nella società, io dico prioritario, cioè pochi, io penso, all'interno del mondo che ci circonda ha questa opportunità. Abbiamo sentito anche oggi, primo discorso. Naturalmente non è io che debba insegnare qualcosa, perché io ho solo imparato e ho solo, diciamo, mi sono appropriato di questo modello culturale che è presente all'interno e oggi ho anche ampliato le mie conoscenze sentendo che tra l'INAIL e l'ASL c'è sicuramente un rapporto e così via. Ma veniamo un po' alle domande, perché altrimenti mi lascio prendere, come mi succede spesso, dall'entusiasmo di affrontare un argomento di cui sono sempre stato molto legato. Primo ragionamento: come mai ci si chiede, in alcune province si adottano dei passi, cioè si fanno dei passi in avanti, questo è ovvio, gli organismi bilaterali, cioè vuol dire le associazioni sindacali e imprenditoriali si mettono d'accordo di fare delle cose utili, cioè ad esempio sappiamo che è impossibile creare all'interno delle aziende un rappresentante per la sicurezza. Tenete conto che credo siano pochi in Europa che hanno questa figura, no? Che rappresenta i lavoratori, e si mette con una visione concertativa, no? Perché non si riesce, oltre a Verona, a creare le condizioni perché ci sia questo ragionamento che praticamente porta in avanti quelli che sono non attività di controllo, ma attività di rapporto basato sulla reciprocità, diciamo così. Perché se è una cosa utile, Dio a Dio, ci dovrebbe essere un po' una espansione. Primo. Secondo, ed è quello un po' il mio punto centrale, perché non si riesce? Sappiamo che l'unica cosa che può far maturare un processo che cerchi di evitare questo dramma, no? Vissuto, fra parentesi, anche in provincia di Venezia, con un giovane che è venuto, che è stato schiacciato sotto un trattore. Perché non si riesce a fare qualcosa di più sul piano della formazione? Sappiamo che la formazione è un elemento che sicuramente apre gli occhi, apre la mente, apre il cuore. Allora, la formazione, sappiamo che molto è stato fatto, indubbiamente, però si potrebbe fare sicuramente di più. Io reputo storico, ad esempio, il patentino, l'obbligo del patentino sui trattori. Ecco, ma io penso, non ho partecipato a questo, però la reazione che c'è stata quando è venuto fuori sarà: ma come? Io so operare il trattore meglio di altri, e così via. Cioè la consapevolezza di sapere tutto è la più grande fregatura che prende la persona quando non ci si approccia, sapendo che l'agricoltura, inutile che lo spieghi agli attori che sono presenti, in agricoltura si cambia mestiere 15-20 volte al giorno, per dire 30, e sia l'imprenditore sia il lavoratore, per cui bisogna avere una capacità di multi-adattamento, no? al lavoro che si viene a svolgere. Poi non mettiamo il discorso è che i processi anche tecnologici, in dubbio, sono più lenti rispetto a che mentre sulle fabbriche hai un sensore che blocca la macchina se apro lo sportello, purtroppo non è successo così, alcuni fatti abbiamo visto, e nell'agricoltura così non è. Allora è un problema enorme. Io penso che sia stata meritevole questa iniziativa e si dovrebbe, non so, dico, anche tante volte diffondere, fare di più, perché sono cose queste qua che servono per salvare vite umane, servono per mettere altri elementi dentro alla propria consapevolezza e riuscire a essere protagonisti, diciamo, anche di un cambiamento, perché vedere che ci sono ancora, diciamo, questo numero di decessi e questo numero naturalmente dietro di drammi e di invalidi e di malattie professionali, e non ci mettiamo tutto insieme in una situazione, è sicuramente, io misuro tante volte la capacità, la civiltà di un popolo da quanti infortuni ha. È una malattia professionale anche la mia, forse, non lo so, dopo tanti anni, ma reputo che finché abbiamo questi livelli qua non possiamo definirci che siamo un paese che ha fatto il passo in avanti verso un processo di civiltà evoluto. Così è. Allora, mai arrendersi, io penso, mai ritenere che siano frutti del caso, mai ritenere che siano frutto
diciamo, del destino, ma che tutto risponde a una precisa logica. Si vuole affrontarla oppure si dice ma sì dai, è sempre andata così, andrà anche stavolta. Grazie. Grazie Ivano Cavallino. Qualcun altro che vuole intervenire oppure domande, prego? Si presenta, ma non ho bisogno di presentarsi ovviamente. Allora, Franco Menazza di Terraviva della provincia di Venezia. Allora, ho collaborato insieme alla struttura regionale per organizzare questo convegno, questo seminario di studio che ritengo stia raggiungendo gli obiettivi per i quali è stato organizzato. Sono stato stimolato non poco questa mattina dagli interventi dei diversi relatori, molto approfonditi, molto interessanti, e quindi mi sono venute in mente queste cose. Approfittando anche dell'intervento del collega che mi ha anticipato, di Ivano, e prendendo proprio a riferimento l'esperienza dell'ente bilaterale di Verona, anch'io confermo quanto anticipato da Ivano, ovvero sia dovremmo interrogarci sui motivi che stanno alla base del successo di questo piano realizzato dall'ente bilaterale di Verona per individuare il responsabile della sicurezza trasversale e capire perché non riusciamo a realizzarlo negli altri territori provinciali. È vero che la provincia di Verona è un terreno, diciamo, ad ampia vocazione agricola, però non lo sono certo di meno territori come Vicenza, Treviso, e mettiamola anche pure in coda se vogliamo, Venezia. Ecco, io direi che forse varrebbe la pena, magari come organizzazione regionale, a carattere regionale, individuare con l'ausilio e con l'aiuto anche della FAI-CISL, i nostri compagni di viaggio, interrogarci, chiedere un incontro, verificare, analizzare anche con i colleghi delle altre organizzazioni di categoria dei territori provinciali, individuare i pro e i contro che consentono lo sviluppo e la realizzazione dell'ente bilaterale realizzato secondo questi dettami. Per quanto riguarda invece l'INAIL, allora concordo sul fatto che l'ISI, bando ISAIL, sia una grande opportunità. Io ho avuto modo di seguirlo dagli anni 2000, 2001, una cosa del genere, e da allora realizzare il piano ISI era relativamente semplice, relativamente perché come tutte le cose pubbliche e i contributi hanno bisogno di una certa quantità di burocrazia da seguire. Ma allora era abbastanza semplice. Oggi è un po' più complicato, ma non più di tanto. Oggi il bando ISI lo segue la collega qui in sala. Ma la domanda che ci facciamo è che questo bando deve passare attraverso il vaglio del Click Day. Il Click Day sicuramente è stato voluto dall'EME per motivi che a noi potrebbero anche sfuggire, ma in realtà non sfuggono. Il problema è che Click Day significa poter presentare quel giorno prefissato, a quell'ora prefissata il bando, e nella frazione di 1 secondo, 2 secondi, 6 secondi, tutte le domande vanno esaurite. Quindi chi è stato abile, rapido, veloce, ipersonico a digitare il codice giusto ha la domanda forse finanziante, gli altri stanno a guardare. E il problema nasce dal fatto che sappiamo con certezza che esistono sul territorio nazionale delle società strutturalmente dotate dal punto di vista informatico che riescono a presentare la domanda del bando in frazioni di secondo. Apre il portale, c'è un sistema che non conosco, e di fatto questi presentano le domande nella frazione di pochi secondi. Ecco, vediamo se possiamo capire e poter adottare delle regole che siano un po' più democratiche, più alla portata di mano, perché in realtà dovrebbe essere la singola azienda che prende il codice, dice il codice FRAC e spinge l'ok, l'invio. Ma in realtà se nel frattempo c'è un sistema informatizzato a fronte del quale io posso anche aderirvi, ma lasciando giù una provvigione di X%, allora a questo punto forse è il caso di interrogarci
se questo sistema è il sistema più corretto, se valga la pena magari, anche se capisco che dal punto di vista istruttorio i tempi possono essere anche superiori, ma tornare ad un criterio, non dico come il passato, ma quasi come il passato, che mi consentiva di presentare la domanda in un tempo, diciamo, umanamente sostenibile. Reinserimento lavorativo. Mi ha già anticipato Ivano, noi in provincia di Venezia abbiamo avuto un paio di anni fa un incidente, un infortunio sul lavoro, un agricoltore che è abituato, questo a 60 anni, sono 59 anni che lavora con il trattore, praticamente era in fascia, poi lavora già per lavorare con il trattore, per una distrazione, l'unica volta che ha una distrazione, si è preso la gamba sotto una fresa rotante e la gamba fino al terzo ginocchio gli è partita. Quindi abbiamo il problema, lui per fortuna sta bene, ha recuperato, dal punto di vista psicofisico sta perfettamente, molto meglio di me. Stiamo valutando, grazie a Ivano, la possibilità di valutare un reinserimento lavorativo che gli consenta di ritornare a lavorare esattamente come lo faceva prima, ma con mezza gamba in meno, detto in maniera brutale. Abbiamo avuto un problema, abbiamo sentito dei referenti dell'INAIL territoriali, il problema è la burocrazia, cioè avremo bisogno di individuare un medico competente che sia in grado di dirmi quali operazioni questo soggetto possa effettuare e quali modifiche deve avere, dobbiamo portare alla macchina operatrice affinché questo soggetto riesca ad operare. Il problema è che all'ASL, almeno sul territoriale di San Donato di Piave, non esistono queste professionalità. Cioè non c'è un medico del lavoro in grado di dirmi questo. Almeno noi non l'abbiamo trovato. Quindi valutiamola, vediamola. Magari esisterà sul territorio veneto qualcuno che è in grado di fare questa perizia. La difficoltà che abbiamo oggi in questo momento è questa. Quindi ci sono gli strumenti, ma a volte sono bloccati, sono vincolati da forse o una professionalità non ancora diffusa sul nostro territorio, oppure addirittura introvabile. Vi ringrazio. Grazie. Vedo se c'è qualcuno ancora che vuole intervenire. Non vedo. Prego. Bene. Quindi lo spazio che non avevamo stamattina invece serviva. Questo mi fa molto piacere. Buongiorno. Alessandro Tonon, Agri Venezia. Sì, per Avivagri. Scusate, io forse mi sono perso qualcosa. Si è parlato di infortuni, si è parlato di acquisto di trattori nuovi. Non ho sentito parlare di revisione messa a norma di macchine agricole. O forse mi sono perso, però vorrei richiamare l'importanza di questo tema. È da gennaio 2014 che dovrebbe esserci questo obbligo, ovviamente calendarizzato in base all'età di immatricolazione delle macchine agricole, però è dal 2014 che andiamo avanti di scadenza in scadenza con proroghe e sostanzialmente con una grande confusione e una grande nulla di fatto. Quindi sicuramente ci sono delle risorse che devono essere investite nel rinnovo dei parchi macchine delle aziende, ma è molto importante che ci sia anche una parte di risorse da destinare alla maggioranza delle macchine ultraventennali che sono presenti nel nostro territorio e che probabilmente hanno anche problemi diversi da quelli che sono stati accennati, problemi magari proprio legati alla sicurezza della guida, per esempio. E credo che sia una strada importante da percorrere. Io da quando lavoro in agri ho seguito principalmente la tematica dei prodotti fitosanitari e guardando i numeri che sono stati citati prima
ho apprezzato il fatto che il settore, almeno da quello che è stato detto, anche il settore dell'uso dei prodotti fitosanitari abbia fatto dei passi in avanti o comunque registri meno problematiche dal lato degli infortuni gravi, infortuni mortali. Probabilmente sulle malattie professionali dovremo fare un'indagine più approfondita. Però devo dire che le forze in campo lì sono state veramente molto forti, anche i provvedimenti molto chiari. Io, ripeto, da una ventina d'anni mi occupo dell'argomento, ma da 5 o 6 anni nei corsi che faccio agli agricoltori sono la parte sanitaria, la parte legata alla tossicologia e alla sicurezza dei prodotti è svolta da persone competenti in materia, in particolare da funzionari dell'ASL, da tecnici dell'ASL. Per me questo è stato un valore aggiunto grandissimo nei nostri corsi. E non solo, comunque anche queste persone in particolare c'è stata una collaborazione molto importante. E anche la revisione e il controllo funzionale delle macchine irroratrici che viene fatto con cadenza quinquennale o biennale a seconda dei casi, ritengo che sia stato qualcosa di molto importante, perché ha costretto gli agricoltori a guardare la propria attrezzatura e riconoscere che effettivamente era efficiente e funzionale e vorrei dire che la sicurezza in questi controlli, la sicurezza della macchina è un prerequisito e quindi c'è stata una formazione, un'informazione sulla sicurezza anche legata all'uso delle macchine irroratrici, non strettamente legata ai prodotti fitosanitari, ma proprio sicurezza dell'impiego. E credo che questo tipo di approccio, anche che c'è stato per i prodotti fitosanitari, debba essere incentivato anche per altri tipi di attrezzature, altri tipi di macchinari. Quindi per me vorrei che questo fosse un po' lo stimolo su cui riflettere e cercare di collaborare. Grazie. Qualcun altro? No, allora non vedo. Allora, se non sbaglio, il dottor Polosa poi doveva andare, quindi magari lascerei la parola. È stato, insomma, l'INAIL è stato chiamato anche in causa da una parte. Ha l'occasione ovviamente di rispondere, di concludere e le do anche questo eventualmente. La tavola rotonda sarebbe, l'abbiamo già fatto, avete fatto l'analisi, no? Soprattutto abbiamo fatto la mattina. Si è detto qualcosa anche sul futuro, ma ovviamente bisogna programmarlo, avere le idee chiare e, come abbiamo capito, anche fare sistema. Quindi anche l'occasione con gli altri interlocutori, anche per lei, di lanciare qualche stimolo. Sì, intanto vorrei rispondere a qualche domanda che è stata posta. Comincio da un argomento che in realtà non è dell'INE, la vigilanza in agricoltura. Allora, come sapete, l'INE non interviene direttamente nella vigilanza in agricoltura, in quanto dal punto di vista della situazione aziendale la posizione è presso l'INPS. Da quando è stato costituito l'ispettorato c'è un comitato regionale di coordinamento delle attività di vigilanza che raggruppa l'ispettorato del lavoro, INPS e INAIL. In questo ispettorato si indicano le linee di indirizzo e si indica le linee di azione proprio delle singole verifiche ispettive nel corso dei mesi successivi. Poiché sono all'interno di questo gruppo come INAIL Veneto, ho avuto modo più volte di avere contezza che le vigilanze in agricoltura sono state effettuate. Le cosiddette cooperative senza terra, che sono quelle di cui si parlava prima, sono state portate all'attenzione del comitato e mi risulta, non con ispettori INAIL, però mi risulta che siano state anche avviate delle azioni di vigilanza. Poi chiaro, il territorio è vasto, per cui non so indicare, poiché il comitato è regionale, non so indicare in che provincia sono state fatte, però so per certo che
attività di vigilanza sulle cooperative senza terra, che è l'argomento di cui si parlava prima, sono state effettuate, anche perché effettivamente a volte, non sempre, però a volte dietro questi meccanismi si nascondono anche situazioni di sfruttamento, di lavoro nero. È inutile che ripeta, perché l'abbiamo già detto tante volte, come una condizione di lavoro irregolare o nero non può assolutamente portare a una condizione di sicurezza sul lavoro, perché poi il lavoro nero porta per forza di cose una insicurezza sul lavoro devastante. E infatti in molti casi abbiamo avuto situazioni di eventi gravi e anche mortali in cui c'erano anche situazioni di irregolarità sul lavoro. Questo per quanto riguarda la vigilanza in agricoltura e le cooperative senza terra. Poi sentivo parlare di click day. Allora, il click day è una modalità di utilizzo dei fondi che è ormai, diciamo, abbastanza usuale, nel senso tanti interventi di finanziamento avvengono col click day. Qual è il grosso vantaggio? Perché poi ogni soluzione ha dei vantaggi e anche degli svantaggi. Il grosso vantaggio del click day che è stato seguito dall'INAIL è quello, poiché i fondi sono strutturali, cioè vengono impegnati di anno in anno, è quello di riuscire a gestire nel corso di un anno la parte relativa ai finanziamenti, per cui è possibile che succede, a parte il caso, ripeto, del 2020 che è stato un anno particolare sotto tutti gli aspetti, succede che nell'ambito della pianificazione annuale ogni anno l'INAIL destina una somma sui finanziamenti ISI e l'unico modo per gestirla in modo veloce e rapido è quella del click day. So che ci sono situazioni che sono successe nel passato, situazioni di cui anche noi abbiamo avuto notizia. In realtà il meccanismo inibisce, diciamo così, una automaticità nell'invio della domanda tramite click day, perché ormai da 2 o 3 anni, nel momento in cui si inserisce il codice identificativo, appare un altro codice che va inserito, va digitato manualmente, per cui lì non c'è macchina che tenga, c'è la velocità umana, questo sì, la velocità umana e la velocità poi delle linee, perché anche quello può essere un elemento di differenza, però ecco, non è possibile utilizzare strumenti automatizzati. Poi, allora, più alta si pone l'asticella, più c'è qualcuno che cerca in qualche modo di aggirare l'ostacolo. Però ecco, vi posso assicurare che nel corso di questi ultimi anni l'istituto, che chiaramente queste cose cerca in ogni modo di ostacolarle, ha cercato di mettere in atto tutta una serie di condizioni atte a impedire questo discorso. In un caso siamo anche intervenuti, proprio qui nel veneziano, perché avevamo avuto segnalazioni di una situazione che era chiaramente irregolare. Per cui il click day è una modalità che permette di avere fondi tutti gli anni. Il bando FIPID di cui parlavo prima, che non è stato un grande successo, non era col click day, era una procedura valutativa proprio. E i problemi che ci sono stati col bando FIPID sono stati quelli di un'estrema lunghezza nell'istruttoria delle domande, perché tutte le cose sembrano semplici finché poi non si comincia a farle. Occorreva una commissione, ci volevano le riunioni della commissione, la commissione doveva valutare le domande, occorrevano delle richieste di integrazione perché molto spesso le domande non erano complete. Insomma, siamo andati avanti per un tempo ben più ampio dell'anno di competenza dei finanziamenti ISI. Per cui, pur con tutti i limiti, pur considerando che come ogni soluzione ha anche dei lati che non sono del tutto positivi, ritengo che il click day sia allo stato lo strumento più idoneo, più opportuno per portare avanti i bandi ISI. Poi, sul discorso del finanziamento alle grandi aziende, cioè il finanziamento va alle micro aziende, cioè l'asse 5 è dedicata alle aziende piccolissime, non è dedicata alle grandi aziende. Le grandi aziende neanche possono partecipare all'ISI agricoltura, per cui
poiché in direzione regionale vedo anche gli elenchi ISI, perché poi vedo chi sono i beneficiari, vi posso assicurare che non è vero che sono le grandi aziende a beneficiare del bando ISI, anche perché proprio strutturalmente del bando ISI possono beneficiare solo le micro e le piccole aziende. Per cui il fatto che ne beneficino le grandi non è vero, nel senso che è impedito alle grandi aziende di partecipare al bando ISI. Questo proprio per la struttura del bando. Poi per quanto riguarda il discorso del 40 e 50% a seconda che sia giovane agricoltore o meno, è tanto o è poco? E qui il problema è questo, che la scelta, allora, noi abbiamo un budget a disposizione e il budget non è mai limitato, per cui la scelta è stata, e chiaramente non l'abbiamo fatto noi a livello regionale, ma sono scelte fatte a livello nazionale, oltretutto a livello nazionale, considerando che nel nostro consiglio di indirizzo e vigilanza sono rappresentate tutte le parti sociali. La scelta che è stata fatta è stata quella di dedicare al finanziamento un 50% o un 40% e lasciare che la rimanente parte sia a carico di coloro i quali chiedono il finanziamento. Ho sentito dire, è meglio, cioè me lo compro io, e allora noi cosa finanzieremo? Sostanzialmente niente. Se noi avessimo finanziato, credo, perché poi è umano, è nella natura delle cose, se tu fai una cosa c'è qualcuno che ti dice sarebbe stato meglio fare l'altra, se fai l'altra qualcuno ti fa il discorso opposto. Se noi avessimo finanziato in conto interessi e non in conto capitale, forse qualcuno magari si poteva dire, ma scusate, ma in conto interessi adesso con gli interessi così bassi, con un tasso di interesse ridicolo, è meglio il finanziamento in conto capitale. E noi, questa strada è stata seguita, il finanziamento in conto capitale, cercando di soddisfare un range il più ampio possibile di aziende, il che ha fatto sì che comunque non si possa finanziare al 100%. Cioè, le scelte o finanziavamo la metà delle imprese al 100% o finanziavamo in conto interessi e non in conto capitale, e allora ne avremmo potuto finanziare molto di più chiaramente, ma i risultati sarebbero stati risibili secondo me. Poi teniamo conto che è previsto anche non solo l'acquisto, ma anche l'acquisto tramite un patto di noleggio con l'acquisto finale, per cui ecco, ci possono essere anche delle soluzioni da esplorare, alternative al mero finanziamento che dovrebbe essere fatto da una banca, immagino, per comprare il 100% di un trattore. Poi sentivo di l'inserimento lavorativo, beh, insomma, sul reinserimento lavorativo l'INAIL finanzia con 135.000 euro a fondo perduto e abbiamo finanziato, questo ve lo posso assicurare, abbiamo finanziato anche interventi del genere, non a Venezia, in un'altra provincia, però li abbiamo finanziati. Il fatto è che per finanziare un intervento del genere bisogna prima di tutto sapere cosa si va a finanziare, nel senso che noi possiamo tranquillamente collaborare col datore di lavoro o col lavoratore autonomo nel caso specifico, mi pare di capire, se per capire quali siano gli adattamenti ragionevoli da adottare nel caso specifico. Però è chiaro che la collaborazione deve essere più univoca, deve esserci anche da parte del datore di lavoro o probabilmente immagino che nel caso sia un coltivatore diretto, per cui riveste la duplice veste di datore di lavoro e di lavoratore, il che rende tutto sommato più semplice la situazione, perché riusciamo a interloquire con un'unica persona. E i finanziamenti sono importanti, perché sono finanziamenti che insomma, arrivano 135.000 euro a fondo perduto, non sono pochi, e oltretutto non c'è nessun tipo di click day perché viene fatta un'istruttoria caso per caso, anche perché da questo punto di vista la casistica non è numerosissima, nel senso non abbiamo avuto tantissimi progetti nel Veneto di reinserimento lavorativo, però l'attività che è partita nel 2015-2016 in realtà ormai sta cominciando ad avere anche dei numeri di un certo rilievo. Nel corso di questi anni poi, dal 2016 al 2020, l'ultima modifica della normativa regolamentare del 2020, l'istituto ha anche via via semplificato l'iter burocratico. Allora, all'inizio l'iter burocratico, probabilmente sono stato il primo a dirlo, era veramente complicato.
Dall'altro lato si trattava di erogare 135.000 euro a fondo perduto con fondi pubblici, per cui capite bene che il discorso è delicato, non tanto in termini di responsabilità, ma è delicato in sé perché l'utilizzo dei fondi pubblici è sempre una questione da trattare con grande delicatezza. Nel corso di questi anni l'istituto ha via via reso più semplici gli adempimenti necessari, non servono più i 3 preventivi, ne basta uno. L'iniziativa può essere anche del datore di lavoro, non deve essere un'iniziativa dell'istituto. Si può in alcuni casi anche prescindere dal giudizio di non idoneità del medico competente o dai servizi delle ASL. Per cui ecco, il suggerimento che posso dare nel caso specifico è di contattare direttamente la sede territoriale e poi se ci sono situazioni da vagliare meglio si mette in contatto con la direzione regionale dove abbiamo una struttura, un'equipe multidisciplinare che gestisce proprio queste situazioni. Cioè non è che è tutto possibile, però bisogna capire bene se quello che è da fare è possibile e nel caso di specie, per come me l'ha descritto lei, credo che la cosa potrebbe essere possibile. Io non saprei finanziamenti, click day, cooperative senza terra e reinserimento. Credo di aver risposto, poi se in modo esaustivo o meno, questo me lo dovete dire voi. Bene, la ringrazio. Allora, io anche per alternanza, diciamo, tra figure, diciamo, con ruoli istituzionali pubblici e sindacali, darei la parola ad Andrea Zanin, lo richiamerei, segretario generale FAI CISL del Veneto, l'ha già fatto nel suo intervento, insomma, per magari anche lui girare ai tecnici qualche domanda o qualche stimolo o anche per proporre delle sue conclusioni, se ce le ha. Sì, grazie ancora per gli organizzatori che hanno pensato a questa iniziativa in un'ottica anche, spero, di continuità, perché poi abbiamo bisogno di essere come sempre operativi. E ho così delle domande che poi per quanto riguarda la mia federazione diventeranno anche un terreno di azione. Faccio un esempio. Non vorrei sbagliarle con queste normative, però rivolgo la domanda all'INE e poi andremo a chiederlo a ogni INE provinciale. Io ero rimasto che il decreto 81 prevedeva o l'elezione del rappresentante della sicurezza aziendale o rappresentante territoriale. Allora mi domando, se questo non c'è, né aziendale né territoriale, come siamo messi dal punto di vista della regolarità normativa? È una domanda che vi faccio, chiederemo alle INE provinciali che approccio dobbiamo avere rispetto a questa cosa, perché laddove non siamo riusciti, come diceva Doriano, no, col modello partecipativo, concertativo, a un certo momento dovremo vedere un approccio normativo cosa è previsto in questo senso. E ho l'impressione che lì scopriremo che il rappresentante della sicurezza territoriale nasceva per aiutare le piccole imprese a non avere questa incombenza e le aiutava, se non ricordo male, anche a versare 2 ore all'INE per un fondo di formazione per i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza territoriale. Perciò mi viene da dire come proposta, ripartiremo da questo per andare a verificare con gli istituti territoriali l'applicazione della norma, cosa che non siamo riusciti sul tavolo del confronto sindacale a risolvere, perché purtroppo le resistenze, come è stato detto da parte di molte associazioni agricole che qui non sono presenti, è stata chiara, preoccupante, allarmante, nel senso che pur con tutta la nostra disponibilità nel far capire il motivo per cui volevamo, ed è importante la figura rappresentante dell'autore per la sicurezza territoriale, non siamo riusciti ad istituirlo. A questo punto credo che la nostra federazione, insieme anche con i colleghi della CISIER e della UIT, si farà portatore di questa iniziativa, chiedendo degli incontri con i direttori, adesso vediamo, dell'INE, e approfondire il tema con questa normativa. E poi da quello decideremo anche che tipo di ulteriori iniziative fare, perché
credo che cioè non ne veniamo fuori. Ho l'impressione, ecco, proprio dopo tutta la discussione che abbiamo fatto stamattina, abbiamo detto, noi riportiamo in terra le questioni. Ecco, per riportarle in terra c'è questo tema. Perciò solo una cosa così. Sì, interrompiamo. Mi sa che dalla terra qui deve alzarsi un po'. Ecco. La questione non è, lei può chiedere a tutti i direttori territoriali INE, dubito che avrà una risposta su questo, nel senso che la questione è a livello ben più alto delle direzioni territoriali, ma a livello centrale. Questa è un'istanza. Conferma il direttore, c'è un'inadempienza dal punto di vista del decreto legislativo, giusto in questo momento. Cercheremo almeno di condividere se questa inadempienza c'è o se va tutto bene, possiamo continuare così. Questo è un tema sul quale anche le aziende agricole dovrebbero interrogarsi e domandarsi se le loro associazioni le hanno condotte verso una soluzione del problema o se le hanno condotte verso una complicazione del tema, perché se in realtà le hanno condotte verso una inadempienza, perché oggi non possono dimostrare né di avere rappresentante la sicurezza aziendale né di avere quello territoriale, è un tema sul quale non c'è la risposta, è un tema sul quale desideriamo confrontarci. Perché per noi è stato inaccettabile vedere, come diceva il mio collega Diego, l'approccio che c'è stato su questo tema come che il problema non ci fosse, c'è altro di cui parlare, non occupiamoci di sta cosa, dove sta il problema, non abbiamo intenzione di mettere ulteriori risorse. E allora purtroppo, nostro malgrado, cercheremo di fare questi approfondimenti e poi vediamo che ulteriori iniziative fare. Lo metto proprio come proposta, forse che scusatemi, forse che come provocazione, però ci sta, ecco, perché Vano diceva, ma come mai non si fanno queste cose? Perché non c'è la volontà e che non si possono fare. Se posso fare una domanda? Sì. Come mai nelle altre categorie ci sono gli RLST? Perché c'è stata una volontà politica, semplicemente questo. Rispondo proprio così com'è. C'è stata una volontà politica. C'è stata la volontà politica di istituire la bilateralità che poi ha dato seguito alla nomina dei rappresentanti territoriali. Questi sono finanziati, come sapete, dai contributi che arrivano dalle imprese e dai lavoratori. Non ignorare, lo stesso percorso non può essere fatto dall'agricoltura? Assolutamente sì. AgriB in questo momento ha 3 rappresentanti della sicurezza nominati dalle organizzazioni sindacali. Sono finanziati da un fondo dedicato e svolgono attività di prevenzione, formazione e sicurezza dei luoghi di lavoro. Sono 3 persone formate, competenti. Esatto, appunto. Allora, questo modello, perché non riuscire a portarlo nelle altre province? È un problema di volontà politica. Forse non è un problema dell'INE, nel senso... No, è un problema dell'INE in cui il tema, se rappresentante dell'autorità della sicurezza si può anche starne senza, ce lo deve dire l'INE. E se non è quello provinciale ce lo dirà, regionale o nazionale, ma qualcuno ce lo deve dire. Perché oggi è passato l'idea che si può stare senza. Cioè rappresentare la sicurezza è una cosa che o si fa, se no va bene lo stesso. E non è così. Non credo, allora. Scusate se interrompiamo in diretta, no, ma ci siamo capiti il terreno di gioco qual è. Non sono certamente la persona che cerca di togliere ma ci siamo capiti. Forse c'è una provocazione. Ne abbiamo già tante, però onestamente questa mi giunge nuova. Cioè questa competenza l'istituto non ce l'ha, ma non ce l'ha a nessun livello. Ci risponderà, a me piace, ci risponderà che lo Spisa, ci risponderà che sono i carabinieri, non lo so, qualcuno ci risponderà. La metto così perché rispetto a come abbiamo affrontato il tema, noi ci abbiamo messo tutti una grande passione nel dire basta, però da qualche parte dobbiamo iniziare, altrimenti passa l'idea che ne parliamo ancora in un'altra riunione, ma poi il tema cruciale rimane là. Io probabilmente sbaglio, non so se sarà l'INEI, non so se sarà l'INPS, non so se sarà lo Spisa, ma rispetto all'applicazione del decreto legislativo 81 e successive modifiche, questa cosa qualcuno ci dirà se è un'adempienza o meno, se le imprese agricole sono in regola o meno, se qualcuno rischia anche qualche denuncia proprio perché non ha uno strumento previsto dal decreto legislativo. La metto così, è un tema da approfondire. Primo tema. No, scusami, sempre perché è agganciato. Certo che devo agganciare, sì.
Cioè, la mancanza dell'RLS territoriale è una mancanza per l'azienda agricola che ha un dipendente, ce ne sono tantissime, che non si può autonominare lui stesso in un'assemblea. Sì, sto parlando di casi dipendenti. Sì, una presa in giro, voglio dire, che a caduta vuol dire che su 7 province del Veneto c'è solo Verona. Se io ho un dipendente a Verona ho l'RLS, sì, adesso non l'ha ancora istituito, stiamo lavorando. Non l'ha ancora istituito. Sì, ma allora voglio dire, c'è un percorso da fare, no? Assolutamente sì, che sono gli accordi per le parti. Esatto. Però è così faticoso e oggi a Vicenza non c'è la volontà, a Padova non c'è la volontà, a Rovigo non c'è la volontà e di conseguenza a Belluno non siamo riusciti. A Treviso c'è un ragionamento che si sta costruendo nel mettere una figura, però insomma cosa abbiamo detto stamattina? Non c'è più tempo. 81 del 2008. Non è che possiamo... Assolutamente sì, no, io non mi ricordo, anzi, guardate. Perché noi lavoriamo con loro e anche in modo analogo anche col CPT di Verona che ha dei tecnici sempre che fanno assistenza alle aziende, perché ci tolgono quella parte di lavoro pesantissima e anche ci portano in un conflitto, al limite del conflitto, capito? Che è quello di aiutare le aziende. Assolutamente. Infatti io stamattina vi ho ascoltato con grande interesse e ho concluso che l'aiuto che possiamo avere da voi, che siete istituzioni fondamentali, è una leva da cui dobbiamo ripartire, perché io credo che in spesa devono essere di aiuto alle parti sociali per risolvere dei nodi che non riusciamo a superare. E perciò faccio anche un'altra proposta. Questa è la prima. La seconda è, vado sull'INPS, ma se a livello regionale abbiamo fatto un protocollo con la regione, la domanda è, noi ci piacerebbe, sarebbe stato bello, poi c'è stato il Covid in mezzo, che le INPS avessero chiamato le parti sociali per dire: care parti sociali, vi chiamo perché dobbiamo istituire la cabina di regia provinciale presso le sedi dell'INPS, cosa che ancora non c'è. E qui possiamo dire 1000 motivi per cui non c'è, 1000 motivi, però di fatto questa non c'è. La cabina di regia è diretta conseguenza dell'applicazione della norma, la legge 199 contro sfruttamento e caporalato. Il protocollo in regione di marzo 2019 doveva istituire le cabine di regia e queste purtroppo ancora non ci sono. È chiaro che abbiamo bisogno perciò di una mano da parte delle istituzioni perché si riparta dal territorio, veramente si riparta dal territorio e anche qua, seconda azione di cui mi farò portatore, è chiedere ai presidenti INPS, direttori, presidenti INPS territoriali del come mai non siamo stati ancora convocati ad istituire le cabine di regia. Perché se no sul tema del caporalato è chiaro che dobbiamo fare un'azione congiunta, sinergica tra tutti i giochi. Ultimo punto, ancora come proposta, è questa. Il settore agricolo ha, anzi ho due osservazioni da fare. Il settore agricolo ha, dopo la Lombardia, abbiamo istituito tra le associazioni agricole e FAI Guida un osservatorio regionale di settore. Ecco lì vi chiederemo una mano perché abbiamo bisogno di condividere la fonte da quale attingere i dati per poi fare dei ragionamenti, perché sta succedendo questo, con diretti porta in su, la FAI porta i suoi numeri, il TDR un altro, l'altro porta un altro ancora, non ci capiamo mai. Ecco, ci siamo capiti il tema. Allora dobbiamo dire, abbiamo delle istituzioni riconosciute, autorevoli come siete voi, che si possono dare delle fonti certe da cui fare dei ragionamenti sulla prevenzione e sicurezza, partiamo da questo. Allora l'osservatorio magari si farà portatore di una richiesta di incontro magari di vostri rappresentanti regionali e in modo che diventiate interlocutori dell'osservatorio regionale dell'agricoltura che è istituito ma deve avere gambe. Ultimo punto, lo dico, è questo qua. Oggi non c'è l'assessore Caner. Era stato invitato. Ma l'assessore Caner, che ogni tanto quando lo vediamo lo rincorriamo, per dirgli questo, l'assessore Caner proponga un elemento di novità dal punto di vista delle relazioni
sindacali delle regioni. Voglio farvi un esempio concreto. Thomas lo sa perché ne fa parte con Terra Viva. I tavoli regionali, dove si discute delle politiche di finanziamento, di sostegno al settore, tavolo verde, non è prevista la partecipazione dei lavoratori dipendenti, dei loro rappresentanti, non è prevista. Per legge regionale non è previsto che quando convocano la regione una riunione dove si discute dell'agricoltura ci siano rappresentanti dei lavoratori, ci sono rappresentanti delle imprese. Cosa che diciamo all'assessore, ma facciamo? No, non è la legge, la devo cambiare, è un problema, come l'abbiamo fatto, hai ragione. O ci mettiamo assieme e facciamo un salto di qualità. Stessa caratteristica, per dirvi, noi abbiamo a Chioggia la più grande marineria d'Italia, il tavolo azzurro in questo caso, neanche là. Si chiamano tra di loro, la regione chiama i pescatori, non ci sono rappresentanti dei lavoratori. Allora alla regione che abbiamo già scritto, torneremo a dirglielo, però come dicevo stamattina, a un certo momento, come il tempo abbiamo capito è prezioso, dobbiamo veramente che ognuno dia un contributo per aiutarci ad andare nella giusta direzione. E guardate che il Veneto, in questo caso spezzo una cosa a nostro favore, è un'eccellenza sullo scenario nazionale, le nostre istituzioni, le azioni della regione, il sostegno alle imprese, i finanziamenti, le attività di vigilanza e prevenzione, siamo di esempio. Però c'è ancora molto che possiamo fare se ci diamo una mano, se ci mettiamo insieme. Perciò ecco, ho tentato, ecco, dico, di fare alcune sollecitazioni che spero siano state coerenti con il ragionamento che abbiamo fatto finora. Grazie. Grazie Andrea, assolutamente tutta la dinamica, diciamo, della tavola rotonda, come dicevo, senza la tavola rotonda. Io proporrei questo, di chiamare la dottoressa Peluzzi e poi la dottoressa Maffreo e lasciare l'ultimo intervento a Thomas, insomma, che poi padrone anche di casa qui. L'ho vista prendere un sacco di appunti, sì, anche molto, con molta voglia di intervenire. Quindi perché volevo rispondere alle domande iniziali. Dunque, la prima, Cavallini Ivano, giusto? Dice, forse ho capito male, ma casomai lo dice, come mai, perché non si fa più formazione, giusto? Poi la seconda domanda è perché non in tutte le province, quello che stamattina è stato illustrato da parte dei nostri interventi, insomma. Allora, intanto diciamo che come formazione il decreto 81 ne prevede un enorme quantitativo di ore. Direi che più di così non regge. Allora noi abbiamo l'obbligo di fare formazione a tutti i lavoratori. L'agricoltura è a rischio medio, quindi vuol dire che tutti i lavoratori devono fare almeno 12 ore di formazione. Se no non si sente. Meglio che non si sente. No, ma non si sente se la diretta web. No, scherzo, non dico niente di compromettente. Ma secondo dei tavoli. Allora, di formazione se ne fa già tanta. Il decreto 81 ha previsto ore di formazione obbligatoria per i lavoratori a tempo indeterminato. Per i lavoratori stagionali abbiamo visto stamattina ci sono le schede informative rispetto ai lavori che fanno e avete avuto anche il libricino. Si fa formazione obbligatoria per gli RLS, 32 ore. Formazione obbligatoria in ogni azienda di primo soccorso. Di primo soccorso e varia dalle 12 alle 16 ore. Formazione obbligatoria per i preposti e per i dirigenti. Formazione, ho detto, per gli RLS, poi a parte la formazione per l'impiego di fitosanitari, che mi pare che stia andando proprio bene perché abbiamo sempre meno problemi, intossicazioni non abbiamo, rarissime. Quindi voglio dire, l'importante non è quante ore si fanno, ma la qualità della formazione. E su questo mi sono spesa anche in altri tavoli. Non formazione solo per avere un attestato da mettere nel cassetto, ma formazione per insegnare, ad addestrare i lavoratori ad utilizzare attrezzature, a fare il loro lavoro. Quindi una formazione, io la chiamo di qualità, meglio se è all'interno
dell'azienda. All'interno dell'azienda poi, se l'RSPP è anche datore di lavoro, come noi consigliamo alle piccole aziende, l'RSPP deve fare 32 ore di formazione obbligatoria, con aggiornamenti periodici ogni 5 anni. Poi c'è la formazione per l'abilitazione delle macchine, abbiamo visto il trattore, ma anche tenete conto che ogni attrezzatura che viene utilizzata pericolosa, il decespugliatore, la motosega, tutte queste attrezzature devono essere, prima di darle in mano ai propri lavoratori, deve essere fatto anche dallo stesso datore di lavoro un addestramento specifico, valutando il libretto d'uso e manutenzione per spiegare come funziona e quali sono i punti di pericolo e le misure di prevenzione che devono esserci sull'attrezzatura. Quindi, secondo me, non è il problema della quantità, è il problema della qualità e fare bene quelle che... E questa è una cosa. Perché non ci sono interventi analoghi in tutte le province del Veneto? Allora, intanto ci sono molti interventi che noi stamattina non potevamo, bisognerebbe sentire i singoli SPISA. Perché, per esempio, noi abbiamo fatto quest'anno, in tutte le province, è stato fatto dei corsi di formazione sull'utilizzo di quello strumento, che sono le schede per il guerra. C'è poca partecipazione, anche se vengono fatti magari di pomeriggio o di sera. Quindi bisognerebbe capire quali canali, e quindi un invito a voi che, se avete la necessità di di organizzare corsi di formazione, gli SPISA sono a disposizione e me lo sento di dire per tutti i 9 gli SPISA della regione. Quindi, altro punto, un altro aspetto riguardo alla formazione: tutti gli SPISA del Veneto hanno partecipato alla formazione delle scuole agrarie. In tutti gli istituti tecnici agrari hanno inserito nel piano dell'offerta formativa un corso di formazione, poi distribuito nei vari periodi degli anni, corso di formazione, abbiamo prodotto il materiale didattico, l'abbiamo elaborato insieme con i docenti, i professori, quindi questo è stato, diciamo, un lavoro che ha coperto tutta la regione Veneto. E ogni anno poi ci sono vari interventi che si fanno, però non abbiamo, quello che ci manca è quello di avere un report di queste iniziative, purtroppo, perché anche so dello SPISA di Padova che ha fatto tantissime iniziative perché ci ha chiesto il materiale, l'abbiamo distribuito nei confronti delle aziende agricole. Quindi se c'è una cosa che ci manca è avere un report regionale di tutto quello che si fa, però la disponibilità c'è e mi sento anche di interpretare la disponibilità di tutti i colleghi degli SPISA. Poi, revisione delle macchine agricole. Stato Reber è un problema vergognoso. Adesso magari, se volete spegnere, perché il decreto, la normativa è del 2015. Mancano solo i decreti attuativi per definire come deve essere fatta la manutenzione, per definire chi fa le revisioni, quindi è un problema, vorrei dirlo, ma proprio politico. Cioè non è un problema tecnico, perché c'è tutto pronto. E il decreto è nel cassetto, probabilmente non è, come si può dire? Priorità. Non è una priorità. Non è una priorità. Esatto. Quando secondo me è importantissimo. Lo stesso l'ha detto l'ingegner Laurelli dell'INAI al convegno dell'EIMA, è importantissimo perché se noi abbiamo un sistema di revisione delle macchine agricole abbiamo risolto il 90% degli infortuni. È quello che ho detto stamattina. Primo obiettivo, sicurezza delle macchine. Mi passa la revisione, mi controllano tutti i dispositivi di sicurezza, la macchina può circolare anche sulla strada perché questo, diciamo, il decreto vede 2 ministeri congiunti, il Ministero del Lavoro e il Ministero dei Trasporti, e noi siamo tranquilli, però non è tra le priorità.
cioè è inutile arrivarci e fare tanti discorsi, però al sodo questi sono i problemi, no? Dove ci scontriamo, come diceva lei prima. Ecco, poi, tanto per dirvi, il decreto legislativo 150 del 2012 che prevedeva la revisione delle macchine ororatrici per evitare l'inquinamento da fitosanitari, per il risparmio, eccetera, ha previsto che le macchine andassero alla revisione, e vi chiedo di leggerlo, ha previsto che andassero alla revisione con l'albero cardanico protetto, ma niente hanno detto del trattore. Quindi è possibile che un agricoltore vada a farsi la revisione, probabilmente qualcuno di voi ha visto che qualcuno ci è andato o ci è andato direttamente, poteva andarci anche con il trattore senza telaio, capito? Di protezione del posto di vita. Questo è assurdo, perché uno che ha poi la certificazione pensa di essere anche uno che non conosce, magari che non è sicuro della normativa, pensa di essere a posto. Adesso ditemi voi se è vero quello che dico. Sì, è vero. È vero? È vero, è vero. Ma sono contenta, perché è importante la vostra voce. Certo, è vero. No, quando si porta a revisionare guardano solo l'atomizzatore. Dovrebbero guardare anche l'albero cardanico. Sì, perché l'albero cardanico e l'atomizzatore, sì. Ecco. Però non Però già, sulla vista del trattore devo andare col trattore di su pistone appunto, del capite? 50, allora non frega assolutamente Noi niente. siamo qui a farci la nostra bella formazione, a dirci quali sono i problemi, poi ci troviamo queste barriere, no? Io credo di aver detto di essere stata chiara. Se c'è qualche altra cosa che volete. Posso fare una domanda? Sì. Allora, avendo visto che sono arrivato dei trattori senza guardare, staccare l'atomizzatore o l'irrotatrice a recupero, andare via, e poi la ditta si arrangia a portarlo dentro a fare il controllo sulla irrotatrice, allora dov'è l'errore là? Cioè io quando vado a fare il controllo devo lasciare anche il trattore, o semplicemente loro controllano l'irrotatrice e quindi il mio trattore a quel punto non ha più importanza di essere là? Io ho fatto una considerazione, No, ma ti faccio una domanda, perché se io devo allora andare con il entra trattore un devo saperlo. trattore, è come il discorso nelle cantine vitivinicole quando arrivano tutti i trattori con i carri che hanno raccolto l'uva. Entrano trattori, no? Cioè, il fatto che ci sia un trattore che non è a norma non dovrebbe nemmeno entrare in una cantina vitivinicola. Infatti abbiamo fatto tutta una campagna di sensibilizzazione delle cantine veronesi e alla fine, perché è una campagna che abbiamo iniziato 10 anni fa, abbiamo cominciato ad andare nei piazzali dove si raccoglieva l'uva, no, abbiamo cominciato, prima li abbiamo avvisati, per iscritto mandando una letterina a tutte le cantine, poi li abbiamo sanzionati, adesso a distanza di 10 anni non abbiamo più visto, siamo andati a fare il controllo, tutti i trattori che entrano in cantina sono a posto. Dopo uno mi dice prende il trattore delle feste e va. Però intanto comincia qualcosa a muoversi. Sì, ma la domanda mia è diversa, non è capito, tutti vanno in cantina perché non si va trattore, no, anche perché Lo stesso vale per questo caso. Ma io delle trattore, revisioni. quando vado con un autorizzatore a fare con l'organizzatrice a fare la revisione, devo andare con il mio trattore e lasciare il mio trattore appeso, o posso andare, staccare la in mezzo e andarmene a casa e tornare a prendere l'irrotatrice Può 10 essere giorni uno dopo? o l'altro caso. Quindi io sono a norma se arrivo, stacco e vado via. L'irrotatrice comunque può essere visionata senza il mio trattore. Penso di sì. Cioè, io, se è lei che mi deve dire, io non ci sono mai entrata. No, io ho visto, sono stato col mio, ho lasciato, ho visto gente arrivare a staccare e andare a prendersi l'autorizzazione. Certo. Quindi tutti i due casi comunque il cliente preposto a fare la revisione è a posto, è a norma, perché comunque hanno controllato l'autorizzazione. Il concetto è un altro, Però è che non dovrebbe. Così, Sì. no, non volevo interrompere, era per rispondere a...
Il controllo, come dovrebbe essere, è la macchina irroratrice agganciata al trattore con l'agricoltore presente. Poi so che la realtà è diversa, perché il momento del controllo funzionale deve verificare effettivamente simulare l'effettivo utilizzo, ecco, ed è un momento anche formativo per l'agricoltore, perché in quel momento vengono fatte delle regolazioni e può apprendere anche alcune informazioni importanti sulla gestione del proprio mezzo. Quindi questa è la teoria, la pratica la conosciamo, sappiamo che non è sempre la stessa cosa. No, ma allora appunto anche questo deve essere informato precisamente. Era solo una domanda, non voleva essere una prova. No, scusate, ma Comunque mi pare che la risposta sia stata Grazie. Bene, grazie anche arrivederci alla dottoressa. No, ma lascio lo spazio a voi, però dico una piccola cosa su quello che ha detto. Non è solo, è vero che non bisogna guardare alla quantità e purtroppo neanche solo alla qualità dell'offerta, perché dall'altra parte ci deve essere anche la voglia di apprendere, di fare formazione, e qui andiamo anche sul tema, magari sul tema della percezione del rischio e sulla sicurezza, perché noi sappiamo da ricerche che ho fatto in altri ambiti che uno, se ha, come dire, no, la percezione che c'è un rischio, sta attento e magari cerca di informarsi. Magari questa percezione arriva quando poi magari c'è stato l'infortunio di qualcuno vicino, o magari a se stesso. Ecco, anche su questo è una questione culturale, quindi molto complessa. Io chiamo la dottoressa Maffè, credo, lì pronta e che può aiutarci a Mi piace molto ancora di interloquire. la percezione del rischio, perché è uno dei punti cardini, prioritari della cultura della sicurezza. Assolutamente. Allora, io mi sento piuttosto a disagio lasciata nella fossa dei leoni a questo punto, scusatemi il commento. Sì, sono stati affrontati un po' tutti i temi, abbiamo preso un pochino di appunti, c'è chi ha parlato che sia la revisione che l'innovazione del parco macchine agricole risulta piuttosto oneroso a livello economico, però io questo volevo dire, la sicurezza costa, la sicurezza non è a buon prezzo, la sicurezza lo volevo dire soprattutto al direttore dell'INAIL, quel 50-50 di finanziamento, se andiamo a vedere anche che cosa bisogna dare a qualche esperto, qualche consulente, diventa veramente poca cosa, scusatemi il commento. Quindi bisogna dare un pochino più di aiuti, di supporto proprio nelle spese per la sicurezza. Spese per la sicurezza che si riflettono anche, oltre che nell'innovazione del parco macchine, anche nella nomina e nella elezione delle varie figure della sicurezza. L'RLS non ultimo, che comunque non dovrebbe essere retribuito, ma costituisce una spina nel fianco, se vogliamo, del datore di lavoro e impedisce in qualche modo quel ragionamento che non lascia percepire il rischio, quel ragionamento che dice a me non capiterà mai, io sono corretto, ho sempre fatto così. Le frasi più terribili che abbiamo riscontrato, ho sempre fatto così. Quindi un poco più di fondi alla sicurezza non sarebbe male. Per quanto riguarda le figure, io alla figura dell'RLS mi permetto di affiancare anche quella del medico competente, riferendomi soprattutto al discorso dei fitosanitari.
Proprio l'altro giorno mi telefonò un funzionario della mia azienda: dottoressa, il medico competente, lei mi dice quanti dipendenti deve avere un'azienda per nominare il medico competente? Là per là rimasi un pochino perplessa. Poi gli ho risposto: guardi, anche un solo dipendente, anche ai sensi dell'articolo 21, se ci sono rischi normati. Quindi il medico competente, qualora ci siano rischi normati, in questo caso io parlo soprattutto dei contoterzisti che non danno conto a nessuno e che dovrebbero essere i contoterzisti con gli armonizzatori che spesso vanno a fare i trattamenti nei campi, dovrebbero essere visitati. Le associazioni di categoria a questo punto diventano fondamentali anche per il monitoraggio biologico. Siccome spesso il monitoraggio ambientale, in questo caso, noi poi non abbiamo approfondito l'argomento perché si sarebbe trattato di una lezione vera e propria, come diceva il vostro collega, che facciamo ai rivenditori e agli utilizzatori di questo tipo di docenze. Allora che cosa bisogna fare? I vari monitoraggi e assicurarsi che vengano osservate tutte le regole nell'acquisto e quindi rivendita, nello stoccaggio, nella conservazione, nell'utilizzo e nell'eliminazione anche dei rifiuti. A tutti i livelli. Il RIC, come dicevamo, ci ha dato le figure, la catena delle responsabilità. Il CLP ci dà l'esatta etichettatura delle sostanze, quindi tutta la filiera e tutto il percorso. Allora io non trascurerei la figura del medico competente. Per quanto riguarda invece un po' di confusione che c'è a livello delle specifiche competenze di ASL, di INAIL, di Ispettorato del Lavoro, io condividevo pienamente chi dava la competenza all'INAIL di vigilare sulla mancata elezione dell'RLS. Perché la mia assicurazione, faccio un esempio, io ho deciso di fare un'assicurazione della vita. Se non rispondo ad alcuni requisiti, l'assicurazione non mi viene fatta. L'INAIL è un ente assicurativo e prima di iscrivere e di assicurare deve verificare il possesso dei requisiti, tra i quali compare quella della individuazione delle figure della sicurezza. Quindi le competenze sono abbastanza precise. Per quanto riguarda lo SPISA, noi abbiamo due anime piuttosto controverse. L'anima della prevenzione, e molti di noi che guidano gli SPISA hanno un'anima preventiva. Partiamo come professionisti della prevenzione. L'altra anima, che sarebbe la parte oscura, diciamo, dello SPISA, è la vigilanza e il controllo. Molto spesso a tutti i livelli, anche da parte dei datori di lavoro, si compone il doppio livello, nel senso che le campagne di prevenzione vengono fatte in partenariato con le associazioni di categorie, su varie platee, non al singolo individualmente. La vigilanza invece si rivolge al singolo responsabile dell'azienda o dell'azione che è risultata essere una violazione alle norme specifiche.
Quindi lo Spisal dà un colpo al cerchio e un colpo alla fonte. Per questo, secondo me, non può essere l'interlocutore privilegiato di queste carenze che dovrebbero essere proprio requisiti assicurativi. Ci sono poi, che cosa volevo dire? Ci sono altre situazioni che avete messo in evidenza, quella della disomogeneità tra i diversi Spisal. Diciamo che il periodo Covid ha fatto un pochino sfrondare, ha fatto un po' allargare tutti i coordinamenti, allargare nel senso di unire, dare meno importanza a tutti i coordinamenti regionali. Ciascuno di noi ha dovuto supplire anche nella propria azienda, piccolo Spisal di Treviso, a quelle che erano le esigenze Covid. I nostri tecnici sono stati gioco forza impegnati nei centri tamponi Covid e nei centri vaccinali. Io stesso ho fatto tantissime giornate di vaccinazione al centro Mater di Lorda. Quindi adesso stiamo un attimino raccogliendo le fila, cercando di dare degli indirizzi anche agli operatori che avevano perso un pochino, diciamo, proprio la bussola su quelle che erano le loro competenze. Speriamo di riuscire al più presto a fare questo. Per quanto riguarda poi invece l'inserimento lavorativo, io consigliavo, ci sono anche delle commissioni preposte, c'è il centro per l'impiego e la medicina legale, il collegio medico legale con la legge 68/99 e poi c'è l'articolo 5 della legge 300 che il datore di lavoro a cui il datore di lavoro può accedere per richiedere la capacità lavorativa residua del dipendente. Quindi abbiamo gli strumenti, oltre quello dell'ambulatorio ISIA, di svolgersi normalmente. Altro non mi sembra, se ci sono altre domande. Grazie. Allora direi che lasciamo l'ultimo intervento a Thomas Alba, il nono del pomeriggio, che insomma, non è poco essere arrivati a quest'ora. Prego, Thomas. Allora, per concludere l'importante giornata di oggi, queste giornate ci volevano perché erano 2 anni di astinenza, diciamo, dal vederci, da trovarci e da portare sempre a casa spunti, visioni diverse di un problema comune. Sicuramente da oggi andiamo a casa con tanti lavori nuovi da fare, che non ci mancano, ma noi li facciamo sempre con entusiasmo, perché il problema è un problema complesso, il problema deve essere risolto, perché non vogliamo più le morti con l'uso del trattore o comunque le morti in agricoltura, però dobbiamo iniziare ognuno per il suo pezzettino di strada a collaborare insieme per ottenere dei risultati importanti ai fini della sicurezza. L'unico aspetto che volevo aggiungere molto brevemente, che è stato l'intervento del signore, adesso non mi ricordo quanti anni, che si parlava sempre dei finanziamenti all'agricoltura. Noi sappiamo che l'agricoltura è un settore che fino a qualche anno fa era un settore fortemente capitalizzato ma privo di liquidità. Cosa succedeva? Quando gli agricoltori avevano bisogno di un prestito si presentavano in banca, ipotecavano un capitale X per avere il 30% forse di quel capitale. Adesso questo non serve più perché la banca, l'istituto bancario, non è una immobiliare, non serve, cioè ipoteca lo stesso capitale immobile, per carità, però vuole anche la capacità di rientro di un tempo limitato che forse non è il tempo dell'agricoltura. E anche questo ai fini della sicurezza e ai fini di un termine che a me non piace, però è molto infazionato alla resilienza, cioè di resistere benedettamente su questi territori. Dovremmo fare anche un lavoro che si era iniziato con Veneto Sviluppo, a
attraverso il settore bancario per trovare delle forme di finanziamento, perché devo acquistare il trattore costa 100, quei 140 mila linee, sto facendo un'ipotesi da 4.0, devo trovare una forma di finanziare quei 60 che mi manca, quei tempi di agricoltura che non sono i tempi di un chirografario a 5 anni che viene utilizzato in altri comparti produttivi con più elevata liquidità. E questo è un problema che si sta acutizzando nelle aziende agricole. Vi posso garantire che nella mia attività fino a 7-8 anni fa io non è che conoscessi i direttori delle banche dei vari filiali, io adesso forse conosco o ho parlato con i direttori di banche e filiali di tutta la provincia di Vicenza. E alcune banche chiedono documenti diversi per lo stesso tipo di finanziamento, perché comunque si passa a un istruttore, l'istruttore passa al capo area e poi riscende la pratica. Questo diventa molto problematico per le aziende agricole. Non ho la risoluzione oggi, assolutamente, perché se avessi sarebbe troppo lusinghiero, però vi posso garantire di mettere il massimo impegno di tutta la struttura di Terra Viva e tutte le nostre professionalità per arrivare anche alla soluzione, a trovare vie medie per risolvere questo problema. Quando risolveremo questo problema potremo anche a tutti risolvere tanti altri problemi. Poi importante è la collaborazione che noi abbiamo sempre quotidianamente con la FAI, con le varie strutture regionali e provinciali, per arrivare alle soluzioni dei problemi. Ricordate, ma le nostre aziende lo sanno perché noi abbiamo fatto formazione, la mancanza dell'RLS è una mancanza di io datore di lavoro. Perché se io ho un dipendente devo avere l'RLS. È assurdo che io abbia l'RLS, c'è uno che si fa l'autoassemblea, si autonomina, non ci crede nessuno. Devo avere l'RLST, cioè che nelle altre, a parte Verona, nelle altre 6 province del Veneto non ci sia l'RLST, è una mancanza di noi aziende agricole che abbiamo i dipendenti. Faremo una forte sinergia, faremo attività per ottenere questa figura, che è una figura che non è un problema per noi averla, perché noi dobbiamo trovare sistemi per migliorare la nostra sicurezza e la nostra sicurezza dei nostri dipendenti o dei nostri collaboratori, perché i collaboratori familiari sono i nostri parenti e nessuno vorrebbe avere nella coscienza un figlio o qualcun altro perché mancavano i 1.000 euro per mettere l'acqua in sicurezza del trattore o per voler farlo in fretta o per questo. Dunque anche l'RLST può essere un pungolo per migliorare la nostra sicurezza nelle nostre aziende agricole e migliorare la qualità del lavoro in agricoltura. Grazie ancora per la... Bene, io ringrazio tutti, saluto tutti, non so se gli organizzatori vogliono chiudere e ringrazio anche gli organizzatori e insomma lavoro, ho capito, ce n'è tanto, no? Quindi il percorso abbiamo iniziato, però ce n'è da fare. Grazie a tutti anche per la presenza fino a quest'ora. Grazie. Sì, beh, noi siamo di fronte alla centrale Telecom, al di là della strada, cioè è letteralmente di là della strada la centrale Telecom.